Bene raga, ciao a tutti del Comendone Veneziano ragazzi, guardate qua, abbiamo un bel paccotto da aprire e questo ragazzi sarà tanta roba, ci punto tanto su questo. Allora, vediamo un attimo, qua ho già aperto questo, guardate cosa tira fuori il cume. Questo lo possiamo mettere qua, adesso la scatola ovviamente non voglio romperla. E vediamo un attimo. Allora, aspetta un attimo. Ok. Speriamo perché veramente si è fatto molto bene. Allora, dopo proviamo anche illuminato ovviamente. Pam 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 pam. Raga. Tanta roba. E dopo ci devo mettere anche le batterie che voglio vederlo illuminato ovviamente. Per fortuna non è pesantissimo. È diciamo il peso giusto a mio parere. Mi ha fatto veramente da Dio, eh? No! Aspetta un attimo. Eccolo qua signori, il guanto dell'infinito veramente fatto da Dio. Adesso devo capire come mettere le batterie, ma raga, tanta roba, veramente tanta roba, perché comunque lo puoi indossare tranquillamente, si muovono le dita, anche le gemme vedo sono fatte comunque bene. Adesso c'è da capire veramente come illuminarlo, non so. Perché non lo distruggiamo. Ok, così va. Perfetto. Allora ragazzi, adesso vediamo un attimo di mettere le batterie per vedere illuminato come si comporta il guanto. Insomma, se le fai. Ragazzi, è ora di indossare il guanto. Ciao ragazzi. È qualcosa di meraviglioso. Io sono ineluttabile. Ciao ciao mondo. Sono una figata. Ragazzi, è una figata incredibile. Questo poi ho visto che dopo un po' si spegne da solo, quindi è perfetto, non è che rimane sempre acceso, tu lo indossi, si accende e poi si spegne dopo un 30 secondi, veramente fatto da Dio. No, ma ragazzi, per chi è appassionato ve lo consiglio al massimo. Sono Thanos. Ragazzi, ci becchiamo un attimo impostazione di là, che così un attimo facciamo due ciaccole e vediamo un attimo con più calma il guanto. Ok, a tra poco. Raga, ecco il guanto, lo vediamo da vicino, bellissimo. E adesso, perfetto. Chi ama la saga, chi ama Thanos non può non prendere questo guanto, purtroppo non è proprio facile da trovare perché è fuori mercato e soprattutto è fuori produzione, e poi insomma, il costo non è bassissimo, ecco, dai 130 ai 150, ecco, nuovo. Però ne vale la pena secondo me perché è fatto bene e i movimenti, tutto perfetto, proprio di ottima qualità, quindi complimenti. Ciao. Raga, siamo tutti un po' ineluttabili. E me lo godo. Ok, quindi questo è diciamo l'ultimo regalo del compleanno, me ne sono fatti parecchi, questo è l'ultimo, quello anche un po' più costoso, ma ripeto, ne vale la pena. Raga, un saluto del Comendone Veneziano e niente, sono stracontento della spesa e niente, ci becchiamo con il prossimo video, vediamo se fare una collezione o altri acquisti. Ciao!